Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La doppia strage di migranti nel Mediterraneo, 66 dispersi al largo della costa ionica della Calabria, tra loro almeno 26 bambini, è la più grave tragedia tra i rifugiati dopo Cutro. Nella notte trasferiti a Lampedusa i 10 cadaveri trovati nella stiva di un barcone a sud dell'isola. Catania, panico al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, una dottoressa e altri medici, 4 persone in tutto, brutalmente aggredite da un paziente con problemi psichici. A Fontanarossa, polizia e SAC, la società di gestione dell'aeroporto, a braccetto per la sicurezza dei turisti. Presentato un vademecum per garantirsi un soggiorno in città senza spiacevoli sorprese. Palermo, a processo 31 imprenditori e commercianti che da vittime del pizzo sono accusati di favoreggiamento, cioè di complicità con Cosa Nostra per avere negato di essere stati taglieggiati. Non mancano le polemiche. Diplomifici, revocata l'abilitazione a rilasciare titoli di studio a 47 scuole private di tutta Italia. Trovati più iscritti che banchi. Indagini anche in Sicilia, la stretta del ministro Valditara. Nuova protesta contro il ponte sullo Stretto, presentata al Tribunale di Roma la class action di 104 cittadini di Messina. L'azione legale collettiva proclama la contrarietà alla realizzazione dell'opera. Tra i premiati al Mare Festival di Salina, il cantautore Mario Incudine, che ha annunciato l'uscita ad agosto del suo nuovo album, Il senso della musica. Calcio, adesso è ufficiale, Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Catania. Il tecnico delle promozioni in B, ben 4 in carriera, sarà presentato alla stampa nel primo pomeriggio. Trovati la doppia strage di migranti nel Mediterraneo, 66 dispersi al largo della costa ionica della Calabria, tra loro almeno 26 bambini. È la più grave tragedia tra i rifugiati dopo quella di Cutro. Intanto nella notte trasferiti a Lampedusa i 10 cadaveri trovati nella stiva del barcone soccorso da una ONG a sud dell'isola. Marco Gullà. Sono arrivate nella notte a Lampedusa le salme dei 10 migranti estratti da una botola nella stiva dell'imbarcazione di 8 metri, partita dalla Libia, sulla quale viaggiavano e che era stata soccorsa dalla nave dell'ONG Nadir. Sono tutti uomini migranti morti dai 18 ai 30 anni, scappati dal Bangladesh e dal Pakistan. Il loro percorso è certamente più lungo e difficoltoso di quelli invece di chi giunge da altri paesi come gli araga tunisini. Mentre questi migranti devono attraversare un braccio di mare che può essere coperto in condizioni favorevoli, in poche ore di navigazione per chi viene dal Bangladesh invece deve affrontare un percorso ben più complesso, come è accaduto in queste ultime ore. Questi morti raccontano ancora una volta tante storie, gente disperata che decide di salire sulle carrette del mare per provare ad iniziare una vita migliore, andando incontro però alla morte. Ieri la doppia tragedia della migrazione nel Mediterraneo che favorisce le partenze delle barche. Ad un centinaio di miglia dalle coste calabresi una barca a vela si è rovesciata e 66 passeggeri risultano dispersi. Tra loro almeno 26 bambini, raccontano i sopravvissuti. Numeri su numeri, naufragi e morti, una media di 5 al giorno. Allo sgomento per questa duplice e spaventosa sciagura tra i migranti in mare si affianca la commozione vissuta stamane a Favara, nell'Agrigentino. Davide Sardo. Allo sgomento per la duplice sciagura in mare si aggiunge la commozione per la morte di una neonata di 5 mesi, Maiva il suo nome, figlia di guenani, morta di stenti, fame e sete durante la traversata nel canale di Sicilia. Il barchino su cui ha navigato insieme alla mamma e alla sorellina di 2 anni è stato soccorso lo scorso 28 maggio in acque SAR libiche. La neonata è stata già rinvenuta morta dai soccorritori, esamine tra le braccia della madre.
La salma di Maiva è stata trasferita da Lampedusa a Porto Empedocle e poi è stata tumulata nel cimitero di Favara. Presente tra gli altri la giovane mamma dilaniata dal dolore dopo aver perso anche il marito 6 mesi fa durante un naufragio dinanzi alle coste libiche. È un momento molto difficile per la signora, è sotto shock, ancora non ha rielaborato il lutto purtroppo, i 2 lutti che purtroppo attualmente sta vivendo la signora. Non riesce a parlare ancora della morte della figlia, dice soltanto che non è riuscita a dargli da mangiare. Bisognerebbe prendere coscienza del fatto che queste persone arrivano e vanno aiutate, e continuare a trattarle come se fosse un'emergenza e venir meno ai nostri valori di democrazia, di solidarietà su cui si fonda e si basa la nostra nazione. Maiva riposerà accanto ad altri piccoli migranti morti in mare, tanti fiori seminati e mai sbocciati, vittime di un destino inspiegabile. A Catania, panico al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Una dottoressa e altri medici, 4 persone in tutto, brutalmente aggredite da un paziente con problemi psichici. L'uomo era stato precedentemente accompagnato in ospedale dalle forze di polizia e sedato con il taser. Desiree Ferlito. Violenza inaudita all'ospedale Cannizzaro di Catania, un'escalation senza fine che ha messo a repentaglio la vita di una dottoressa del pronto soccorso. La donna accoglie un uomo con problemi psichiatrici accompagnato dalle forze dell'ordine. L'uomo sedato con taser si risveglia, inizia a urlare, afferra la dottoressa per i capelli, la solleva dalla sedia e la scaraventa a terra. La dottoressa è incosciente, stesa sul pavimento, ma la furia dell'uomo non si arresta, continua a infierire sul medico con calci e pugni. Una sociosanitaria tenta di abbassarsi per trarla in salvo, ma viene a sua volta afferrata con forza, alzata e scagliata contro un mobile per i farmaci. Pazienti e medici assistono a una scena surreale. Un uomo ricoverato si stacca gli elettrodi e tenta di soccorrere le 2 donne, ma viene colpito con un pugno. Nel momento che è stata colpita ha perso i sensi, ma gli infermieri si sono preoccupati, oltre che della dottoressa, che della loro stessa incolumità, anche degli altri pazienti. Solo l'intervento di un infermiere di turno in reparto evita il peggio. Fortunatamente ho avuto l'istinto, magari un po' per alcune conoscenze mie personali di difesa personale, a bloccare il paziente che era in uno stato di agitazione impressionante, e con la collaborazione dei miei colleghi abbiamo avuto la meglio su di lui. Con difficoltà l'uomo viene ammanettato e portato via. Il pronto soccorso sembra un campo di battaglia, c'è sangue ovunque. La dottoressa aggredita riporta una frattura alle costole, un focolaio lacero contusivo. La sociosanitaria e gli altri infermieri e pazienti intervenuti, diverse fratture e traumi. È impensabile che un medico vada a lavorare e rischi la vita e rischia di non dover tornare a casa se non con gravi lesioni, come quello che è successo domenica appunto alla dottoressa. A Fontanarossa, SAC, che è la società di gestione dell'aeroporto, e la polizia a braccetto per la sicurezza dei turisti. Presentato un vademecum per garantirsi un soggiorno a Catania senza spiacevoli sorprese. Tonino De Mana. Un vademecum per il turista con piccoli consigli per evitare grandi pericoli. La collaborazione tra SAC e polizia si consolida in nome per conto della sicurezza, ed è proprio lo scalo di Fontanarossa, sempre più in crescita, uno degli asset più sensibili dove il turista si approccia con la città per il primo vero impatto con la realtà catanese. È qui che dovrà e deve avere una percezione di sicurezza che nasce da una maggiore presenza delle forze dell'ordine, come ribadisce il questore Bellassai. Noi siamo particolarmente attenti a creare collaborazione con tutti coloro i quali a qualsiasi titolo possono contribuire a fare sicurezza. A volte la distrazione gioca brutti scherzi. E molto spesso può giocare dei brutti scherzi, e il nostro è un richiamo ad una maggiore attenzione. I nostri sono consigli semplicissimi. Gli fa eco il presidente di SAC. L'aeroporto di Catania è un hub, ormai l'hub del Mediterraneo, quindi attenzionare la sicurezza dei viaggiatori è una priorità per noi assoluta, importantissima. Strade e piazze rigenerate è il caso della zona del Castello Orsino, oggi più sicure anche grazie alla pedonalizzazione che tiene lontani i parcheggiatori abusivi, borseggiatori e non solo. Ecco i principali consigli: non lasciare incustoditi oggetti di valore e bagagli nelle auto,
Evita di portare il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni, non indossare oggetti preziosi in strada, in caso di furto o altro, contatta subito il 112. A Palermo, seconda udienza del processo a 31 imprenditori e commercianti che da vittime del pizzo sono accusati di essere complici di Cosa Nostra per avere negato di essere stati taglieggiati anche di fronte alle intercettazioni degli investigatori. E non mancano le polemiche. Manlio Viola. Entra nel vivo tra le polemiche il processo a 31 fra imprenditori e commercianti del quartiere palermitano di Brancaccio, al tempo stesso vittime e complici degli estorsori della mafia. Sono tutti accusati non solo di non aver denunciato le richieste estorsive, ma di averle persino negate nonostante le intercettazioni che le rendessero evidenti. Un atteggiamento omertoso che trasforma le vittime in complici secondo le accuse mosse dalla procura di Palermo. Ma tutto ciò non basta. Le polemiche, iniziate all'udienza preliminare dello scorso 22 marzo, riguardano atteggiamenti considerati omissivi dalle organizzazioni antipizzo anche dalla parte delle istituzioni e in particolare nell'occhio del ciclone di fatto ci sono il Comune di Palermo e le associazioni di categoria dei commercianti che non si erano costituiti parte civile. Le uniche a presentare istanze in questo senso erano state le associazioni Addio Pizzo, FAI e Sportello Solidarietà, parti civili sulle quali oggi si pronuncia il GIP che aveva rinviato la decisione proprio al 18 giugno. Confcommercio dopo le polemiche ha annunciato che non si tirerà indietro per la costituzione di parte civile, ma c'è ancora tempo comunque fino alla prima udienza del rito ordinario. Intanto proprio oggi la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, presenta al Parlamento il suo rapporto semestrale sulla lotta alla mafia. Una mafia, quella di oggi, impegnata ad adattarsi al cambiamento che ricorre sempre meno alla violenza, ma si infiltra sempre di più nell'economia legale. Oggi le mafie, si legge nella relazione, preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando degli ingenti capitali accumulati con le attività illecite. Diplomifici, revocata l'abilitazione a rilasciare titoli di studio a 47 scuole private di tutta Italia, trovati più iscritti che banchi. Indagini anche in Sicilia, alla stretta del ministro Valditara. Marco Gullà. Dagli istituti enogastronomici senza cucine ai docenti senza abilitazioni sono alcune delle irregolarità riscontrate nei cosiddetti diplomifici durante il piano straordinario di vigilanza avviato dal Ministero dell'Istruzione. Domani iniziano gli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani e in 47 istituti paritari potrebbe essere l'ultimo anno del turismo da diploma. Il Ministero dell'Istruzione è pronto infatti a fermare quelle scuole paritarie dove avere il pezzo di carta è fin troppo facile. L'indagine è stata avviata a novembre su 70 scuole paritarie di secondo grado di Campania, Lazio e Sicilia. Posti dove ci sono classi e laboratori fantasma, discipline previste dagli indirizzi di studio mai fatte, professori privi di abilitazione e registri cartacei ed elettronici che minano la veridicità di quanto attestato. Insomma, un mondo sotterraneo che attrae ogni anno, in vista dell'esame di Stato, un alto tasso di studenti residenti fuori regione. Tante le irregolarità che sono emerse dai controlli, in molte scuole anche siciliane sono stati trovati più iscritti che banchi. Si è verificato un numero di aule a reti insufficienti per accogliere tutte le classi attivate, ma anche altri casi, tecnici agrari senza la fattoria o enogastronomici senza cucine ed errate alimentari necessarie per insegnare. Scuole da incubo per diplomi da raggiungere facilmente. Arresti domiciliari per 2 imprenditori di Bagheria accusati di traffico illecito di rifiuti. Sotterravano gli scarti dei cantieri in un terreno di proprietà della loro azienda. Angelo Gagliano. Una discarica abusiva di 10.000 metri quadrati su un terreno di proprietà per smaltire il materiale inerte proveniente dai loro cantieri. Un business da oltre 15.000 euro al mese, quello scoperto dai carabinieri di Bagheria nel Palermitano. Ai domiciliari sono finiti i titolari di un'impresa che si era specializzata in maniera illegale nella raccolta, nel trasporto e nell'internamento di materiale proveniente da cantieri attivi a Bagheria e nei comuni del circondario. Il costo di ogni carico da smaltire variava da 70 a 100 euro. 280 gli scarichi documentati in solo 2 mesi di monitoraggio nel corso delle indagini, per un totale di 1.400 tonnellate di rifiuti sotterrati. Grazie a questo sistema illecito, l'impresa, oltre ad abbattere i costi di smaltimento, ha ottenuto, con la complicità di altri imprenditori, guadagni altrimenti non conseguibili. I 2 responsabili della ditta, come detto, sono ai domiciliari, mentre per 3 autisti di mezzi pesanti, dipendenti dell'impresa, è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Disposto anche il sequestro preventivo del terreno su cui sorgeva la discarica. Le indagini documentano anche episodi in cui i rifiuti venivano incendiati.
Palermo è di origine dolosa. L'incendio che per tutta la notte scorsa si è propagato tra i rifiuti di una vasca della discarica pubblica della RAP a Bellolampo. È la convinzione della Protezione Civile, intervenuta a fianco dei Vigili del Fuoco, impegnati per ore con diverse squadre. Le fiamme sono state alimentate dal vento di scirocco, complici le alte temperature. Solo nelle prime ore della mattinata il rogo è stato spento. Il sindaco La Galla si è detto stranizzato dalla vasta consistenza del fenomeno e a sua volta il presidente della RAP, Todaro, ha preannunciato una denuncia per quello che ha definito un fenomeno anomalo. Adesso la preoccupazione è per la diossina che potrebbe essersi propagata con i fumi dell'incendio. I carabinieri hanno salvato a Scicli un 70enne trovato a terra privo di sensi mentre la sua casa bruciava. Secondo i rilevi dei Vigili del Fuoco, l'incendio è scaturito accidentalmente per una candela di cera lasciata accesa. Nuova protesta contro il ponte sullo Stretto, presentata al Tribunale di Roma la class action di 104 residenti a Messina. L'azione legale collettiva, la class action, motiva l'ostilità alla realizzazione dell'opera. Francesco Triolo. La firma di 104 persone sul ricorso presentato alla sezione imprese del Tribunale di Roma contro la Stretto di Messina e la class action presentata per accertare la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede, proseguendo nell'attività per la realizzazione del ponte sullo Stretto, nonostante l'opera non abbia alcun interesse reale, strategico e non sia fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici. Il ricorso è stato presentato telematicamente lo scorso 13 giugno dagli avvocati Aurora Notariani, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca e Maria Grazia Fedele, che sostengono come il decreto cosiddetto ponte sia costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa europea. In conseguenza denunciano l'illegittimità dell'operato della società guidata da Pietro Ciucci per violazioni di numerose norme interne ed eurounitarie, oltre che internazionali. È un ricorso, hanno spiegato i legali, che mira ad ottenere la cessazione immediata da parte della società Stretto di Messina di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell'attività di progettazione dell'opera. Adesso, dopo il deposito del ricorso, si attende la data di fissazione dell'udienza. A Siracusa la tecnologia arriva anche nel mondo dei rifiuti. La raccolta del vetro potrà essere richiesta attraverso un'app. La fase sperimentale del progetto, finanziato dal consorzio Raccolta Vetro, parte da Ortigia e riguarda i commercianti del food. Francesco Aloi. La tecnologia arriva ovunque, anche nel conferimento dei rifiuti. Da luglio a Siracusa un'app permetterà di richiedere la raccolta del vetro fino a 2 volte al giorno. Nella prima fase la novità riguarderà soltanto Ortigia, in particolare bar, ristoranti e locali. Attraverso l'applicazione Keitarip il commerciante invia la propria richiesta attraverso lo smartphone, riceve la notifica tramite SMS e in app della fascia oraria entro cui sarà svuotato il proprio mastello e completa l'operazione uscendo il mastello ricevendo l'ultima notifica. Un'innovazione che dovrebbe avere un grande vincitore, il decoro. Così il vetro non sarà più accumulato in attesa del giorno di raccolta. Non è nient'altro che decoro, cioè questi carrelli non ci saranno più in giro per l'isola di Ortigia. Riciclare porta solo vantaggi, economici ma soprattutto ambientali. Anche così si dimostra il proprio amore per la natura. Ma attenti, perché bisogna farlo nel modo corretto. Recuperare il vetro in maniera corretta è assolutamente una cosa virtuosa. Sempre da luglio partirà Stasera mi butti, una campagna che mira a sensibilizzare tutti per un corretto smaltimento del vetro. E intanto partiamo con i food. Se dovesse andare bene questa fase sperimentale la estenderemo a tutti i cittadini, anche alle utenze non domestiche. E allora non resta che riciclare e riciclare, vetro e non solo, per una città, anzi un mondo, sempre più pulito.
Questo a Siracusa, adesso andiamo a Salina, tra i premiati del Mare Festival il cantautore Mario Incudine, che ha annunciato l'uscita ad agosto del suo nuovo album Il senso della misura. Uno dei 13 brani della sua ultima realizzazione è scritto da Biagio Antonacci. Eva Spampinato. Mario Incudine a Salina perché hai ricevuto il premio Troisi, ma che significato ha avuto questo premio? Come tutti i premi hanno un grande significato e danno una grande responsabilità, soprattutto ricevere un premio a Salina, un'isola alla quale io sono legatissimo. Vi ricorderete il mio brano Salina che mi fece vincere il premio della nuova canzone siciliana, per cui sono legato a quest'isola da tanto tempo, ci rivengo sempre con grande piacere, e ricevere un premio intitolato a un monumento del teatro, del cinema mondiale come Massimo Troisi è una grande responsabilità. Significa che gli organizzatori hanno intravisto in me qualcosa che mi potesse in qualche maniera collegare a lui, e io di questo ne sono fiero e orgoglioso. Ma questo premio ha aperto un'estate per te ricca di novità e anche tante soddisfazioni. Ricca di tantissime novità, tra cui una in particolare: dopo 12 anni dal mio album di inediti Talia Talia, il 1° agosto uscirà un nuovo album, si intitola, lo sveliamo in anteprima assoluta, si intitola Il senso della misura, e dentro ci sarà un nuovo singolo che ha scritto per me Biagio Antonacci, che si intitola Tienimi terra, e quindi voglio dare questo annuncio proprio da questa isola che è benedicente e che possa essere, diciamo, ricco e foriero di grandi soddisfazioni, soprattutto per questo nuovo disco a cui tengo molto. Sono 13 nuove canzoni, tutte inedite, tra l'italiano e il siciliano, e 13 canzoni che ho scritto nell'arco di questi anni e che è che racconta molto di me. Evviva, è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio. Domenico Toscano è ufficialmente l'allenatore del Catania. Nel pomeriggio la presentazione alla stampa. State con noi. Siamo al calcio, ufficiale l'accordo fra il Catania e Domenico Toscano, l'allenatore delle promozioni, l'ultimo ottenuta a Cesena dopo una stagione da record. Fra poco al Massimino la presentazione alla stampa. Marco Carli. Il giorno di Toscano, per meglio dire i giorni di Toscano, la prima presa di contatto con lo stadio e con la sede. Oggi, fra poco, la presentazione alla stampa. Il mago delle promozioni, 4 dalla C alla B, 1 dalla D alla C, ha firmato con i rossazzurri. Insomma, l'idea di un lungo tempo insieme per costruire un grande risultato, un progetto da sviluppare con la società del presidente Pelligra. Con il vicepresidente Grella e con il DS Faggiano sono state messe le basi già da qualche tempo, anche se farlo di presenza è comunque importante. Lo staff sarà quello di sempre, con in testa il filo secondo Michele Napoli, il calabrese, classe 1971 e il migliore tecnico della C. Lo dicono i numeri: le promozioni di Cosenza, sua città adottiva, di Terni, Novara e Reggio Calabria, ma anche i record di punti, 175 a Cesena nelle ultime 2 stagioni, con l'arrivo fra i cadetti quest'anno, e la stagione precedente il secondo posto con un'eliminazione sorprendente in semifinale playoff contro il Lecco. Un vincente, insomma, tanto che qualcuno lo considera il conte della C. Di certo arriva a Catania in una situazione simile a quella che aveva trovato in Romagna, voglia di rinascere e di riemergere, una bella avventura che ufficialmente comincia da oggi. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento lo sapete per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.